Gentili signore e signori, buongiorno. 72 chilometri alla conclusione, stanno per superare il valico di Monte Taburno, che è la maggiore difficoltà di questa tappa. Per la prima volta il Giro supera una salita di 1016 metri. Muterà sugli ultimi tornanti perché lo spagnolo Buenaora è all'inseguimento con un ritardo di 1,5 a 1,50 il gruppo. Ecco i battistrada. Si è fermato a bordo strada Fabrizio Guidi, non credo che avesse problemi meccanici, ma solo per indossare la mantellina. Davvero è una situazione ai limiti del praticabile. Ormai i bordi strada sono completamente allagati. Alessandro è dietro di me, gli cedo la linea. Sì, sono proprio accanto a Fabrizio Guidi. In effetti Fabrizio Guidi è riuscito a fermarsi e a indossare la mantellina. Adesso siamo in pratica su un lago formato da questa quantità incredibile di pioggia. Davide Cassani potrà confermare, basta una pedalata un po' più brusca, lo notiamo noi che siamo dietro, che la ruota slitta, non riescono assolutamente più a tenere il controllo della bicicletta e noi siamo inzuppati dalle ammiraglie che ci passano accanto. A voi. Un vero e proprio Mississippi blocca la strada al gruppo degli seguitori. A Durazzano sono a 300 metri dal Gran Premio della Montagna. Ricordiamo che non sono previsti abbuoni per il Gran Premio della Montagna, mentre sono previsti abbuoni qui sul traguardo. Vanelli. Sì, io mi trovo con il gruppo degli uomini di classifica che è transitato qualche istante fa i 25 di Dunkerque. Buon passista ed è anche abbastanza veloce. L'olandese Carstens Krohn, il numero 166 della Rabobank. È professionista da 2 anni, ha 24 anni, il suo miglior piazzamento è un settimo alla Vuelta Valenciana dell'anno scorso, per dirti che non ha ancora ottenuto vittorie, neanche piazzamenti. Quest'anno è arrivato 12esimo in una tappa del Giro dei Paesi Baschi, 100esimo alla Milano-Sanremo. Per lui è un debutto nelle alte sfere del ciclismo. Elio Aggiano, un uomo del sud della Vitalizio Seguros, il 191. Aggiano brindisino, ormai da molti anni abita a Monsummano, è il settimo di 13 fratelli e a 17 anni, proprio per correre, si è trasferito in Toscana. Passato professionista 3 anni fa nella Refim, poi è andato nella Vitalizio ed è stato il primo corridore a vincere una corsa. Intenzione che Buenaora ha sbagliato la curva, ha tirato fuori il piede ed è riuscito a stare in piedi. E tornando ad Aggiano, ecco, ma rivediamo, vedete, è arrivato troppo lungo, ha frenato, poi ha tirato fuori il piede ed è riuscito a stare in piedi. Herman Gutierrez Buenaora della Sella Italia 152, colombiano. 33 anni, è alto 1,79 m, pesa solo 65 kg, ha fatto tantissimi giri d'Italia, è arrivato una volta 11esimo, una volta 15esimo e difatti sta cercando di andare a tutto proprio per guadagnare tanti minuti. Linea Pulvarelli. Il gruppo è a Sant'Agata dei Goti, foratura per Dmitry Konishev, si è fermato ad aspettarlo fincato. Discesa comunque che sta per terminare, fortunatamente una discesa con curve piuttosto morbide. Diciamo che l'unico pericolo è rappresentato da queste enormi pozzanghere a bordo strada. E ringraziamo la regia per averci riproposto la situazione. Allora, i 2 inseguitori sono a 1,5, il gruppo a 1,28. Comandante Rossi, buongiorno, come vanno le condizioni atmosferiche? Peggiorano o migliorano? Mi auguro che sia il numero 2 la sua risposta. Speriamo proprio di sì, dopo il temporale che abbiamo preso credo proprio che quantomeno non troveremo il sole, ma comunque riusciremo a volare con un po' più di tranquillità, perché prima l'acqua era veramente impressionante. Comandante, ha avuto paura? No, non paura, però... Terrore? No, assolutamente no, però c'è sempre il pericolo di non riuscire poi a proseguire la corsa, di non dare le immagini, quindi sicuramente c'è un po' più di apprensione. Comandante, lei a che quota sta volando? Adesso io sto volando a 50-100 metri dal terreno. Comandante, la richiamerò perché devo sentire Pulvarelli perché c'è stata una caduta.
Sì, è letteralmente volato in curva Chepe González, che è stato poi investito da un altro corridore. Entrambi comunque hanno ripreso, Chepe González a terra, adesso sta risalendo in bici e ripartendo. A te Alessandro. Sì, intanto credo che il collegamento si sia ripristinato, la pioggia aveva mandato in tilt anche le nostre apparecchiature. Adesso che la pioggia è leggermente scemata anche noi possiamo tornare in cronaca. Abbiamo risalito il gruppo e possiamo dire con quasi assoluta certezza, sapete, i corridori sono in pratica ricoperti di fango in ogni centimetro del loro corpo, che nessun corridore che potrebbe fare la classifica generale è rimasto attardato. A voi? E intanto è Secchiari che è uscito dal gruppo, è Secchiari che ha coinvolto Chepe González nella caduta di cui vi ha parlato appunto Fabretti. Allora, analizziamo le possibilità di Noè e di Gutiérrez. Noè e Gutiérrez stanno andando molto forte, hanno guadagnato tanto nei confronti degli uomini al comando, però il gruppo non è molto lontano da loro. Noè è un corridore che quando piove, quando fa freddo va molto forte, è anche molto abile a scendere quando la strada è bagnata. Se ti ricordi, conquistò la maglia rosa 2 anni fa nella tappa di Schios, quando cadde Pantani, quando cadde Zulli, anche lì trovarono una discesa difficilissima e l'abbiamo visto andare via in salita e mettere in difficoltà Gutiérrez in discesa. Però ecco, adesso a questo punto non è sicuro che la fuga arrivi al traguardo, perché si sono portati tutti gli uomini Saeco davanti e stanno andando molto forte, quindi se davanti non ritrovano un po' di collaborazione potrebbero anche essere raggiunti. E quindi Cipollini mantenere la maglia rosa. Io vorrei fare un ulteriore collegamento con il comandante Rossi. Io mi auguro di non doverla più coinvolgere tante volte nel corso di una giornata, soprattutto per le condizioni atmosferiche. Mi auguro di poterla sentire per parlare della bellezza del panorama. Non le è mai venuto in mente oggi, ma chi me l'ha fatto fare?